Ciao a tutti. Allora ragazzi, oggi c'era un bellissimo sole a Venezia. Allora cosa ho fatto? Ho fatto un bel giro, ho fatto un po' di shopping Windows e poi però mi sono calata all'interno del Coin e mi sono fatta prendere la mano e così sono andata a vedere un po' di cose della Mac, l'ultima, come si chiama? L'ultima collezione. E che cosa ho fatto? Mi sono presa qualche cosa. Ho visto la collezione Wonder Woman, ho preso un paint pot veramente. E poi mi hanno regalato due samples di pigments. E quello blu è dell'ultima colazione, sentimi con fame evidentemente, appunto questa di Wonder Woman. Allora, questa è, vabbè, è solita robettina piccoletta, qua, dunque, quelle di Coin chiaramente mi hanno messo dentro due cose, mi hanno messo questo fondotinta della Collistar, antietà ovviamente, mi hanno vista evidentemente così, non più ventenne, diciamo, aspetta qua che le diamo già per le prime rughette, a sta qua le diamo questo qua. Oh, l'ho guardato, è vero è che questi non sono tutti scuretti, tutti, questo è scuro, non potrò mettermelo mai, una roba del genere, si può mettere come crema colorata per vedere di essere abbronzate, vabbè. E poi sempre della Collistar questi due samples di shampoo illuminante per capelli mesciati e colorati, i miei, proverò, chissà, poi guardo l'Inci e c'appo paura e basta, non metto niente in testa, comunque non importa, basta, due robette, dai, va tutto bene. Poi ho preso appunto questi due paint pot, una matita che è questa matita verde molto bella, mi va. L'altra volta ho preso Humid, quel must have, che è fantastico, quel verde favoloso, e questa matita ci sta proprio perfettamente a pennello. Purtroppo sì, io posso anche aprire qua, posso anche, però mi sa che si vedrà ben poco di questo verde favoloso, ragazzi. È un verde, ma io non fantastico, veramente meraviglioso. Questa comunque è la Tarnish, quindi chi sa Mac, chi conosce la Mac saprà benissimo che colore, che verde fantastico è mai questo. Comunque io mi dispiaccio, non ho una grande fotocamera, eccetera, eccetera. Perché? Perché io è un anno, quasi un anno che ho il canale, però ovviamente l'ho messo su con lo vecchio spirito di YouTube, che era un po' di mettere all'interno del proprio canale un po' tutti i video degli affarci propri, no? In pratica, quindi io metto quelli della mia città, metto quelli dei cavoli miei, in pratica. Poi, essendo donna, perché no? Posso anche mettere qualche video così di qualche compera un po' particolare, un po' qualche notizuola che magari si può sapere, non si può sapere, ecco, così, tanto per. Quindi non è che possa far vedere questo verde, che è un verde, qua si vede più chiaro, invece questo verde è un verde molto più scuro, molto particolare, veramente bellissimo. Le cose della Mac hanno grande qualità. Io voglio spendere qualche soldino in più, magari faccio un po' di cresta sulla spesa per mettermi via qualche soldino per comprarmi qualche trucco un po' più particolare. Perché questo? Perché io purtroppo sono allergica a tante cose, queste cose qua della Mac o che ne so, Chanel, perché sono provato Chanel, perché mia madre amava questa marca, mi sono messa spesso Chanel, Lancôme, queste robe qua, e vedevo che non mi avevano fatto niente. Poi io di testa mia mi sono comprata, che ne so, le cose della Basic che si vendono da Schlecker, e porca la miseria, quest'estate io sono finita all'ospedale. Avevo degli occhi, mamma mia, tutti quelli che si ricordano di me quest'estate dicono mamma mia gli occhi. La farmacia, perché vado in farmacia sempre, oddio, mamma mia quest'estate cosa avevi sugli occhi, insomma, si ricordano tutti veramente delle mie disgrazie, delle mie disavventure, per cui non è che adesso voglio comprarmi la roba da soldi, perché io cerco sempre di risparmiare tutto il mese per poi mettere via
qualche soldino e comprarmi qualche cosa. Io non è che accumulo robe, c'è questa, oddio quanti make up, quante cose di make up, no, io praticamente c'ho proprio niente, perché non so, la Lucy ha detto alla zombie Chiara che c'aveva il ghetto, che c'aveva quelle quattro cose da ghetto. Beh, la zombie Chiara a confronto mio è piena di roba, voglio dire, ecco, è piena di robe. Poi adesso con tutte le cose che gli regala la Lucy, insomma, dai. Beata lei che c'ha qualcuno che le regala, insomma, io non ho nessuno che mi regala niente, mi tocca farmi le mie le creste sulle mie spese per comprarmi qualche cosa. Quindi sì, mi piacerebbe anche a me ricevere qualche cosa in beauty adoption. Lucy, ciao Lucy. Vabbè, ho lanciato il mio messaggio così via etere, non lo so. Lucy, ciao. Beh, scherzo, per carità di Dio, insomma, boh, figuri te. Eccolo qua. E quindi voglio dire, ecco così. Poi questi sono i due pigmenti che mi hanno appunto regalato. Questo rosa è fantastico, un rosa veramente meraviglioso che fa pandan oggi con il mio vestito. Vedete? Hop, qua e qua. Sono precisi. Mi sono fatta questo trucco nel il compleanno di mia mamma. Mi sono fatta questo trucco. Questo si chiama Medley Personal. Mi sono fatta questo trucco qua e veramente ce l'ho ancora addosso. Sono passati 12 ore ed è perfetto come me lo sono messo questa mattina. Adesso è sera, sono quasi le 10 e proprio, mamma mia, quindi voglio dire di pigments fantastici. Questo della Digipop, qualcosa del genere, insomma, della collezione che però è entrato all'interno di quello che trovi sempre, quindi ecco qua, adesso si vedono un pochino dalla fotocamera, veramente fantastici. Invece questi qua, che sono questi pigments blu, eccoli qua, blu, che danno al viola, insomma veramente sono veramente molto particolari e si chiamano Marine Ultra. Questo è della collezione invece della Wonder Woman e sono dei pigmenti anche questi, ragazzi miei, eccoli qua, ecco qua, ecco qua, ecco qua, ecco qua, eccoli qua, così, wow, sono fantastici, una meraviglia, una meraviglia. E io invece qua ho preso anche due paint pot, eccoli qua. Uno è il Penterly e quello lo conoscono tutti. Io avevo anche il Burst Study, una volta l'avevo consumato tutto, anche perché era un regalo che mi avevano fatto, quindi era rimasto un poco sotto. Io l'ho usato un po' e l'ho consumato e poi come una cretina non sapevo del back to market, che ho buttato via e ciccia, vabbè non importa. Ecco il Penterly, e un altro invece è un altro della collezione, un paint pot della collezione sempre della Wonder Woman, che lascia sulla pelle sulle palpebre, no, sulla pelle, sulle palpebre proprio dei riflessi un po' come se ci fossero dei brillini, dei sbluccichini, veramente bello. D'estate metti su quello e basta, e ti lascia quei sbluccichini. Invece il Penterly lo sappiamo che ti opacizza tutta la palpebra, ti toglie via tutto e ti lascia anche a me lascia un po' di rosato, per cui mi fa proprio bello e va bene. Ora ho chiesto al ragazzo appunto del Corner Mac di Venezia, chiaramente io vado da qui, e ho chiesto, ho detto, senti Mattia, sto ragazzo è fantastico, molto carino, gentile e tutto quanto. Ho detto, senti Mattia, ho saputo che spesso si seccano, perché avevo visto il video di Lolla che aveva detto che si seccavano, aveva proprio dimostrato che si seccavano, e lei aveva appunto chiesto a noi se sapevamo se anche i nostri si seccavano, cosa si poteva fare. Sì, se non lo chiudi bene può anche seccarsi. Però il ragazzo appunto diceva di lasciarli nella scatoletta naturalmente e di chiuderli veramente bene, quindi non lasciare che passa l'aria, perché se passa un poco d'aria, addio, si rovinano. Quindi ecco qua, questa è naturalmente la scatoletta, la giarina, questo è il Penterly, fatalità. Comunque bisogna tenerlo bello stretto e poi metterlo anche nella sua custodietta, nella sua scatoletta, è ancora meglio. Se per caso si dovesse seccare non soltanto i paint pot, ma anche i black track, quei gel, l'eyeliner in gel, perché anche quelli possono seccarsi, cosa si fa? Dice il ragazzo che si può mettere praticamente, preparare si fa un preparato di
mixing medium, quindi quello con la glicerina e l'acqua praticamente, quindi al mixing medium più un primer, un po' di primer con quelli col dimenticone, insomma, per capirci. Ecco, quindi un po' di mixing medium, un po' di primer, si mescola insieme con eventualmente il paint pot secco, con la spatolina pian pianino si gira, ovviamente le parti dipende se è secco secco, fate un quarto, se invece è meno, vedete voi insomma come fare, vedete Vobis. Comunque queste sono le dritte diciamo del truccatore. Ora lo scriverò anche sotto nel box così, due righe così, magari chi vuole andare a vedere, se qualcuno andrà mai a vedere, comunque non importa. Ecco, questi sono stati i miei acquisti, questa la dritta diciamo del truccatore della MAC, e con questo ragazzi miei io vi saluto, vi ringrazio, guardate due sample, che carino che è stato, due sample fantastici di Pigments, la mia matitina, ok, le mie scartossetti qua di Collistar, vi salutiamo e vi diciamo alla prossima, ciao ragazzi!